Diamo il bentornato a Gabriella Barcariol. Ben ritrovati a tutti, grazie. Eccoci con la nostra rubrica A casa tutto a posto. Oggi però l'avvocata Barcariol non sarà l'unica ospite a cui romperemo l'anima con 1000 domande, ma le faremo soprattutto a Graziana Calò, psicologa, coordinatrice della comunità Oana e consulente tecnico di diversi tribunali. Buongiorno dottoressa Calò, ben trovata. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Buongiorno, ciao, grazie. Ciao. Allora, ecco, perché abbiamo scelto Graziana Calò, Gabri? Perché è una persona completa, è una donna completa, è una mamma, e quando io parlo con lei dei minori che abbiamo in comunità mi sento di parlare io stessa, abbiamo le stesse visioni. Quindi ho due Gabriella Calò due Gabriella Calò, sì, ecco, ho fatto una crasi bellissima. La stessa visione di chi si occupa dei minori, fare l'interesse solo dei minori. E allora, proprio di questo oggi parleremo, dell'interesse dei minori, ma cercheremo di fare due passaggi. Il primo, entreremo nelle comunità. In questo primo spazio che abbiamo a disposizione proveremo a capire che cosa vivono, perché ne parliamo spesso dei ragazzi messi in comunità, ma poi in realtà concretamente non sappiamo cosa vivono e cosa percorrono. E poi cercheremo di alzare un po' lo sguardo. Quante sono le comunità nel nostro territorio? Quanto investe lo Stato? Quanto ci crede davvero in questa rieducazione dei ragazzi coinvolti anche in fatti spiacevoli e meno? Allora partiamo dall'inizio, partiamo proprio dalla vita in comunità. Dottoressa Calò, innanzitutto, quando un ragazzo o una ragazza arrivano in comunità, qual è il primo passo che viene compiuto? Sicuramente nell'accoglienza e il modo di entrare in comunità può essere diverso, può essere un collocamento coatto, quindi improvviso, che si fa direttamente da una denuncia dei minori che può avvenire a scuola, in alcuni contesti educativi, altri rispetto alla famiglia, oppure può arrivare il minore direttamente collocato per ordinanza del Tribunale dei minori da parte dei servizi sociali, quindi l'assistente sociale del caso ci contatta e ci chiede la disponibilità appunto ad accogliere. Quindi conosciamo il ragazzo, cerchiamo sempre, seppure spesso non disponibile emotivamente, psicologicamente ad entrare in una comunità, cerchiamo sempre di accoglierlo e di rientrare tra virgolette nelle sue grazie, fargli sentire la comunità come un luogo accogliente, non come una prigione, perché molti ragazzi la vivono come una prigione, non come un'occasione, un'opportunità, ma appunto come una punizione. Dalla quale fuggono, no? Dalla quale proprio scappano. Spesso, infatti la preoccupazione, una delle domande che facciamo è qual è la disponibilità, perché poi spesso può succedere che i minori fuggano dalla comunità. E allora, da questo punto di vista poi immagino che comincino dei percorsi, immagino su misura, ad hoc di ciascuno. Quali sono le esperienze, per esempio, che sicuramente tutti vivono all'interno della comunità, se ce ne sono, dottoressa? Sicuramente bisogna fare un cambio di prospettiva, cioè i minori devono avere speranza per il loro futuro e costruirselo, quindi devono essere inseriti in percorsi professionalizzanti che riguardano la loro salute non solo psicologica ma professionale e anche sportiva. E quindi vengono inseriti in attività didattiche, professionalizzanti e in attività di sport, sportive, a secondo dell'inclinazione, a secondo del bisogno. Anche in questo, se c'è bisogno, cerchiamo di fare un programma personalizzato anche rispetto a che tipo di sport devono fare, se di squadra, in modo che possano costruirsi nuove reti sociali, perché spesso questi ragazzi hanno delle cattive amicizie e quindi anche se non commettono reati, anche se possono passare per quelli che li hanno commessi, e quindi è opportuno cambiare amicizie, formarsi delle amicizie costruttive, magari che abbiano anche delle famiglie
adeguate e che quindi possano essere da spunto per il loro futuro, Sì. per scegliere quello che vogliono costruire per se stessi un domani. Quindi Ovviamente la vengono differenza, inseriti- scusami Graziana, ovviamente Sì, la sì. differenza sta se sono quei ragazzi un po' difficili, quelli che entrano nella comunità perché ovviamente un disagio familiare, quelli che invece sono di passaggio, no? Io credo che ci siano un approccio emotivo anche vostro molto diverso. Abbiamo ragazzini anche molto piccoli, credo che anche nella tua comunità ci siano ragazzini molto piccoli e poi ragazzi un po' più grandi che purtroppo il loro percorso di vita non è andato bene, quindi credo che anche l'approccio vostro sia diverso rispetto all'uno che all'altro, no? Certo, infatti il più piccolo è entrato da noi che aveva 4 anni. Ecco. E sta ancora lì? Sì, purtroppo sì. Da quanto tempo, dottoressa? Da noi da 4 anni. Siamo arrivati a Wow. 8. Cioè, alla fine siete una famiglia, siete la sua famiglia. Infatti mi piace più che comunità a definirla casa famiglia, perché effettivamente specialmente con questo bambino è stato bellissimo quando ha accolto degli amichetti, ha detto facciamo un pigiama party, volete venire a vedere casa mia? Ha detto casa mia, capito? Che bello. Graziana è fantastica perché se li porterebbe tutti a casa. Lo immagino. Ce lo fa tecnicamente anche. L'ultimo era rimasto in Devo comune. dire che sì, tutti Raccontiamo ho sposato l'episodio bene questa ultimo che abbiamo portato il ragazzo Sì. a casa per vedere la partita, perché era rimasto solo in comunità. appena inserito. Appena inserito ed è andato volentieri, devo dire, un ragazzo che poi ha fatto un cambiamento Sì, sì, totale, proprio, ma veramente totale, proprio di... Perché tante volte diciamo È il punto di riferimento le che testimonianze e la contaminazione positiva, ecco, fa tanto. Allora facciamo così, fermiamoci un attimo per un po' di pubblicità. Quando torniamo con Graziana Calò e naturalmente con Gabriella Barcariol vi raccontiamo un po' la situazione nel nostro territorio, quanto lo Stato davvero crede in queste strutture, quanto investe e quali sono le difficoltà che incontrano. Restate con noi. Siamo tornati in diretta dopo questo rewind. Dopo che si è scatenato. Beh, scatenato, dai, ho fatto quello che potevo, diciamo, mi occupi spazio, diciamo, all'interno dello studio, quindi non potevo più di tanto muovermi. Comunque, siamo tornati qui con A Casa Tutta Apposta, la nostra rubrica sullo sguardo sulle famiglie, i minori e il nostro territorio, con Gabriella Barcariolo, oggi ospite graditissima anche Graziana Calò, psicologa, coordinatrice della comunità Oana, consulente tecnica di diversi tribunali. Con lei stiamo parlando della vita, abbiamo parlato finora della vita in comunità, dei passi, quantomeno diciamo, ecco, quelli comuni a tutti i ragazzi e le ragazze che vengono accolti all'interno della comunità. Però adesso proviamo un attimo ad alzare lo sguardo. Dottoressa Calò, innanzitutto partiamo, ecco, da un numero. Quante sono le strutture, diciamo, come la sua, che accolgono minori in situazioni di disagio e non solo? Allora, a Taranto sono parecchie, sono più di una decina, però non sono mai abbastanza. E questo nel è senso- terribile, immagino. Sì, anche perché la cosa difficile è che bisogna incastrare bene i minori. Per esempio, noi in questo momento abbiamo posto per ospitare altri minori, però ci è capitato proprio la settimana scorsa di dover dire un no all'ingresso di un nuovo ragazzo, perché il percorso che avremmo potuto fare con lui era incompatibile con il percorso che avevamo appena iniziato con un altro minore, quindi si sarebbero tra virgolette rovinati. Quindi effettivamente ci vorrebbero più comunità, ma forse con minor numero. La nostra è una comunità molto piccola. È un numero che, diciamo, racconta un'emergenza più o meno uguale ad altri territori del sud Italia, del territorio nazionale, o Taranto è come dire, un unicum anche in questo? Questo in realtà non saprei rispondere a questa domanda, perché effettivamente mie colleghe, compagni di studio dell'università non mi raccontano la stessa difficoltà che incontriamo noi quotidianamente, soprattutto perché è difficile mettere su una comunità per minori con una difficoltà economica innumerevole. Si può fare soltanto se chi è dietro, e io in questo caso devo fare un grande elogio alla presidente della cooperativa
Esperia 2000, che è la cooperativa che gestisce la nostra comunità, perché i pagamenti non sono mai puntuali da parte del comune, del comune appunto, e quindi per chi ci sta ascoltando, diciamo come funziona che sostanzialmente i minori vengono collocati dai servizi sociali all'interno di queste comunità, che poi ovviamente devono prevedere un pagamento proprio alla comunità che svolge del servizio su quel minore, altrimenti non riuscivamo a capire che c'entrava il comune in questo. È vero, le comunità, le cooperative in realtà sono sempre penalizzate da questi ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici, però ecco, per tornare diciamo immaginiamo una famiglia appunto che il papà la mamma non percepiscono stipendio per 6 mesi, come fanno a sfamare 2 bambini, come mangiano, e andare avanti a pagare le bollette? Invece in questa comunità ci sono 12 minori. E quanti educatori ci sono, Graziana? Quanti educatori? Ci sono 4 educatori, una cuoca, una direttrice, 2 assistenti e il nostro responsabile tuttofare. Quindi, diciamo che è una struttura complessa, sì, nonostante abbia comunque un minimo un numero più limitato di minori. Cioè il minore necessita di cura e di attenzione, altrimenti facciamo come nelle famiglie, rimangono nelle famiglie dove non vengono cioè un conto è metterli in comunità se si ha, cioè non è un parcheggio, non è un parcheggio, è un percorso per questi ragazzi, deve essere un percorso. Quanto ci crede lo Stato italiano in questi percorsi? Ma adesso, al di là delle parole, però, dottoressa, cioè effettivamente, cioè, già questa scarsa attenzione in qualche modo, no, a come dire, a pagare i conti per tempo, per permettere di mettere qualcosa a tavola, però ecco, dal punto di vista proprio degli investimenti, della cura di questi percorsi, come la vivete? Con grande frustrazione, effettivamente con grande frustrazione. Concordo. Perché tutte le risorse emotive che mettiamo e professionali che mettiamo in campo sembrano poi non sufficienti, e il riconoscimento viene più dai minori, che poi magari escono e ci vengono a trovare. Una cosa che non si considera è che ai 18 anni questi ragazzi dovrebbero essere abbandonati. Mi raccontavi ieri, no, del percorso che vorreste affrontare, porre in essere circa la continuità ovviamente di questo percorso, perché ricordiamoci, no, nonostante dopo i 18, no? Perché comunque non è che a 18 anni tu se non hai una famiglia rimani senza famiglia. Certo. E non è che sei immesso nel mercato del lavoro, a meno che non fai questi percorsi, no? E diciamocelo anche chiaramente, al di là della parte legale, non è che tra 17 anni e 18 anni tu sia cambiato, sia un uomo o una donna fatto. Abbiamo capito che per lo Stato sì, formalmente, anche tra i 13 e i 14. Sì, se parliamo ma infatti riforma. Io e Gabriella parliamo spessissimo, no, di questa idea che qualche genio ha avuto di voler abbassare l'età dell'imputabilità, no? Quindi significa in qualche modo avere sempre più gente, tra virgolette, da processare, mettiamola così. Però in realtà le chiedevo proprio quanto lo Stato ci crede in questa cosa, perché al di là di processarli sti ragazzi, quanto riusciamo ad accompagnarli realmente in un percorso di rieducazione, di comprensione? Poco, molto poco, perché effettivamente anche i percorsi, mi sento di dire, della MAP vengono poco... La MAP è la messa alla prova per chi ci sta ascoltando. Esatto. E vengono poco integrati. Noi adesso abbiamo dei ragazzi dove puntualmente sono io stessa che ci parlo e chiedo che ti sembra, come stai, cosa ti sembra di imparare. Ecco, anche in questo sì, siamo un po' abbandonati a noi stessi. Quindi abbiamo tutti la stessa visuale, la sensazione di tutti gli operatori, no? del diritto, di quelli che si occupano soprattutto dei minori, di essere un po' abbandonati. E allora speriamo che magari questo piccolo grido d'allarme, e magari anche ogni tanto proviamo a rompere le scatole anche noi, possa servire in qualche modo a riportare il focus sulla vita di questi ragazzi, che poi odio essere, diciamo, retorico, però poi alla fine sono veramente il futuro di un intero territorio, di una comunità. Quindi o ci investiamo o domani nessuno si potrà lamentare che, come dire, le cose vanno male. Intanto grazie a Graziana Calò, psicologa e coordinatrice della comunità Oana, grazie davvero per essere stata con noi, ma torneremo a disturbarla, non si senta troppo libera. Grazie. Ed è una minaccia, Graziana.